Pace sia con voi, amém? È un tempo bello stare qua nella presenza del Signore. E voglio invitarti a aprire la tua Bibbia. Primo libro di Re. Primo libro dei Re. Capitolo 19. Versetto 19, dalle 19 alle 21. Bibbia Nuova Riveduta do 2006, offerta dalla Chiesa, è la pagina 249, ok? Si porta la Bibbia, offerta dalla Chiesa. Primeiro livro de Re. Voglio condividere con voi una esperienza che abbiamo ricevuto mercoledì scorso nella nostra riunione di preghiera. Amen. Só che oggi io leggerò il testo italiano e dopo parlerò in portoghese per fare un po' diverso, ok? Va bene? Ma c'è la pastora Mariana che potrebbe interpretare. Amen? Questo testo dice così: parleremo della vita di Eliseu. Primo libro dei Re, 19 a 21. Elia partì di là e trovò Eliseu, figlio di Safat, e quale arava com 12 paia de boi davanti a sé, e dele stesso guidava il 12º paio. Elias se avvicinou a lui e lhe gettou addosso il suo mantello. Eliseu, lasciati i buoi, corse dietro a Elia e disse: Ti prego, lascia que io vada a dare un bacio a mio padre e a minha madre, e poi ti seguirò. Elia lhe rispose: vai e torna, ma pensa a qual che ti ho fatto. Versetto 21. Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseu tornou a prendere un paio di buoi e lhe offrì in sacrificio com la lenha dei Giodi dei buoi, fece cuocere la carne e la diede alla gente che la mangiò. Poi si alzò, seguì Elia e si mise al suo servizio. Amém? Amém. Glória a Dio per questa esperienza di questo ragazzo. Adesso io parlerò in portoghese, ok? Va bene? E pastora Mariana parlerà in italiano. Parlerò in italiano. Deus orientou o profeta Elias para ungir Eliseu como seu sucessor. Dio ha dato l'ordine a Elia di ungere Eliseo come il suo successore. Mas qual era o seu ambiente de vida? Ma qual era il suo ambiente di vita? O texto que nós lemos não indica isso. Nel testo che abbiamo letto non ci dice questo. Mas eu vou mostrar para você qual era o ambiente em que ele vivia. Ma io oggi vi farò vedere qual era l'habitat, l'ambiente in cui lui viveva. O rei de Israel nesse período se chamava Acabe. Il re di Israele in questa epoca si chiamava Acab. Era reconhecido como o mais perverso rei de Israel. Lui era riconosciuto come il più perverso re di Israele. O rei da Síria se chamava Ben-Hadad. Il re di Assiria si chiamava Ben-Hadad. Ben-Hadad. A nação de Israel vivia um tempo de instabilidade internacional. La nazione di Israele viveva un tempo di instabilità internazionale. Porque era dominada por esse império que era a Síria. Perché era dominata dall'impero assirio. A ponto do rei Acabe render-se diante do rei Ben-Hadad.
al punto di che il re Acabe si è arreso davanti a Ben-Hadad e declarar que entregaria toda a prata e todo o ouro de Israel e ha dichiarato che lui avrebbe consegnato tutto l'argento e tutto l'oro di e Israele o melhor das mulheres e filhos de Israel para a Síria. e quello che Israele aveva di meglio tra le donne e i figli, tutti per la Siria. Uma outra questão nessa história Un'altra questione che c'è in questa storia é que Acabe, rei de Israel, è che Acab, il re di Israele, era facilmente induzido era una persona che si faceva convincere facilmente. pela maldade de sua esposa Jezabel. E lui, attraverso anche la cattiveria di sua moglie, che si chiamava Jezabel. Era uma princesa fenícia. Lei era una principessa che veniva dalla Fenicia. E como Giusto, nos casos das esposas estrangeiras de Salomão, E come nei casi che sono successi delle mogli che erano straniere, le mogli di Salomone, a união de Acabe com uma mulher pagã l'unione di Acab con una donna che era pagana, si dice, sì? Grazie. produziu resultados trágicos para sua vida e para a nação de Israel. Ha portato conseguenze tragiche per la loro vita e anche per la nazione di Israele. A influência de Jezabel sobre a vida de Acabe L'influenza di Jezabel sulla vita di Acab era mais forte que a influência do profeta Elias. era più grande, più forte anche dell'influenza del profeta Elia. Mesmo o rei tendo visto o fogo de Deus descer quando Anche il re, avendo visto il fuoco quando è sceso, consumir o sacrifício que Elias havia oferecido è sceso e ha consumato il sacrificio che Elia aveva offerto diante dos 450 profetas de Baal. davanti ai 450 profeti di Baal. E mesmo assim ele ainda dava atenção para Jezabel. E anche così lui ascoltava di più sua moglie. Ele dedicou a adoração aos deuses dos cananeus. Lui ha dedicato l'adorazione ai dei dei Cananei. E entre eles estava Baal, E tra di loro c'era il dio Baal, a divindade mais adorada no antigo Oriente Médio. la divinità più adorata nell'ambiente dell'Oriente Medio. Acabe rejeitou descaradamente a Deus. Acabe ha rifiutato in un modo propriamente chiaro Dio. Ergueu um altar para Baal, Lui ha alzato un altare a Baal, construiu um templo para ele ha costruito un tempio per lui e adorou a Baal como Deus. ed ha adorato Baal come suo Dio. Mas a adoração das divindades daquela época, irmãos, Ma l'adorazione delle divinità in quell'epoca, fratelli, envolvia automutilação, coinvolgeva anche l'automutilazione, prostituição, la prostituzione, sacrifício de il crianças. sacrificio dei bambini. E assim como o rei Acabe, E così come il re Acab, quase todo o povo de Israel começou a adorar Baal. quasi tutto il popolo di Israele ha iniziato ad adorare anche. Ele literalmente rejeitou a Deus. Lui letteralmente ha rifiutato Dio. A vida desobediente de Acabe La sua vita in disobbedienza encontrou um fim trágico. ha trovato una fine tragica. Ele morreu em batalha e seu sangue foi lambido por cães. Lui è morto in una battaglia, il suo sangue è stato proprio divorato dai cani. Como havia sido profetizado. E questo era stato profetizzato per lui. Nesse período, depois de afrontar e matar os 450 profetas de Baal, In questo periodo, dopo aver affrontato e anche ucciso i 450 profeti di Baal, a missão do profeta Elias estava cumprida. la missione del profeta Elia si era compiuta. E Deus tinha escolhido Eliseu E Dio aveva scelto Eliseo para ser o sucessor de Elias. per essere il successore di Elia. Eliseu serviu a Elias até o dia em que ele foi elevado ao céu num carro de fogo. Eliseo ha servito Elia fino al giorno che lui è stato portato in cielo in un carro di fuoco.
O que chama atenção nesse contexto de vida de Eliseu Quello che ci richiama l'attenzione in questo contesto di vita di Eliseo é que o ambiente da sua vida è che l'ambiente della sua vita é praticamente igual ao ambiente em que nós estamos vivendo. è praticamente lo stesso dell'ambiente in quale noi stiamo vivendo oggi. Porque a crise social, econômica, vem trazendo muito sofrimento, Perché la crisi sociale, economica sta portando tanta sofferenza, muita incerteza, tante incertezze, pessoas tirando a própria vida, persone che si tolgono la vita, mulheres sendo agredidas, donne che sono aggredite, casos de pedofilia dentro da própria casa, casi di pedofilia anche dentro la propria casa, como era no tempo de Israel. proprio come era in quei tempi. Os valores da boa moral e da ética, I valori della buona morale, dell'etica, da família, della famiglia sendo cada vez mais distorcidos hoje. stanno essendo ogni giorno più, come si posso dire, distorsi, più distorti oggi. Grazie Stefano. Assim como estamos vivendo na sociedade de hoje, Così come noi stiamo vivendo oggi, porque vivemos no meio de uma sociedade que não teme a Deus, perché noi viviamo in mezzo a una società che non teme Dio, assim como Israel estava vivendo. così come Israele viveva. A nação tinha se afastado de Deus. La nazione si era allontanata da Dio. Esta semana, minha esposa compartilhou comigo um texto de um filósofo francês, Questa settimana mia moglie ha condiviso con me un testo di un filosofo francese, chamado Jean-Jacques Undenberg. Jean-Jacques Underberg. E em sua análise, ele fala que o cristianismo atravessa uma crise e que está ameaçando o futuro. E lui dice in questa analisi che il cristianesimo sta attraversando una crisi che minaccia il futuro. E ele comenta que as encíclicas e as catedrais E lui fa anche il commento che le cattedrali não inspiram ninguém mais. non ispirano nessuno. E a Bíblia, neste texto que eu li para vocês, E in questo brano che noi abbiamo letto, e no comentário que eu fiz, e anche nel commento che ho fatto, não traz para nós a biografia de Eliseu, non ci porta però la biografia di Eliseo, mas o pouco que nós encontramos da sua vida na Bíblia ma il poco che si riesce a trovare sulla vita di Eliseo sulla Bibbia serve para nós como modelo a ser seguido, serve a noi come un esempio ad essere seguito, enquanto esperamos a volta de Jesus. mentre noi aguardiamo il ritorno Quero di falar Gesù. sobre 6 aspectos da vida de Eliseu. Io voglio parlare con voi su 6 punti, aspetti della vita di O Eliseo. primeiro aspecto, Il primo, Eliseu era fiel a Deus. Eliseo era fedele a Dio. Em meio àquela sociedade, ele era fiel a Deus. In mezzo a quella società, lui era fedele a Dio. E quando ele foi chamado, E quando lui è stato chiamato, ele se rendeu por completo. lui si è arreso completamente. Isso nós vimos no texto que eu li. E questo noi abbiamo visto nel brano che abbiamo letto. Se aquelas 12 juntas de bois, 12 pares de bois, Se quelle 12 coppie di buoi eram do seu pai, erano di suo padre, e o povo que está citado no verso 21, e il popolo che noi leggiamo nel versetto 21, se eles eram seu povo, se loro erano il suo popolo, seus servos, i suoi servi, então Eliseu era próspero. allora vuol dire che Eliseo era un uomo prospero. Uma outra coisa que chama atenção no texto, Un'altra cosa che ci fa vedere il testo, não se menciona o ato de ungir Eliseu, non è menzionato l'atto di unzione di Eliseo, como se diz no verso 16. come si dice nel versetto 16, Porque Elias lançou a sua capa sobre ele. perché Elia ha lanciato il suo manto su di lui. E o que acontece na vida de Eliseu? E quello che succede nella vita di Eliseo, Começa um ministério poderoso. comincia un ministero potente, Uma vida de unção poderosa. una vita di unzione potente E uma autoridade sobrenatural. e una autorità soprannaturale, Porque em primeiro lugar ele deixou tudo. perché al primo posto lui ha lasciato tutto, Ele se entregou por completo. lui si è consegnato
completamente. A Bíblia fala que ele ofereceu a Deus um sacrifício espontâneo, La Bibbia ci dice che lui ha offerto a Dio un sacrificio spontaneo, conforme eu li para você. come io vi ho letto. Em outras palavras, podemos dizer In altre parole, noi possiamo dire que ele estava colocando a mão num outro arado, che lui stava mettendo la mano su un altro aratro, um arado espiritual. un aratro spirituale. E aqui começa a lição para a nossa vida. E qui comincia la missione per la nostra vita. O princípio para servirmos a Deus Il principio per servire Dio começa com o se doar. comincia con il donare noi stessi. Um segundo ponto que chama atenção na vida de Eliseu Una seconda cosa, il secondo punto che ci fa vedere la vita di Eliseo é que ele buscou bens espirituais. è che lui ha cercato i beni spirituali. Em 2 Reis 2:9, Il secondo libro dei Re 2:9, a pergunta que Elias fez para Eliseu foi esta: la domanda che Elia ha fatto ad Eliseo è stata questa: que queres que eu te faça? cosa vuoi che io faccia per te? Não era só a porção dobrada da unção que havia sobre Elias, que era o que Eliseu queria. Non era soltanto la porzione raddoppiata dell'unzione che c'era già su Elia, che era il desiderio di Eliseo. Mas Eliseu disse para Elias com essas palavras, Ma Eliseo anche disse con queste parole a que tinha Elia: consciência que a sua vida somente prosperaria io ho coscienza che la mia vita prospererà soltanto na unção do Espírito Santo. con l'unzione dello Spirito. Ele revelou a consciência que ele tinha, Lui ha rivelato la coscienza che lui aveva, que o seu serviço para Deus, che il suo servizio a Dio, a sua vida para Deus, che la sua vita per Dio só poderia ter resultados positivos potrebbero soltanto avere dei belli risultati se vivesse no poder do Espírito Santo. se lui avesse vissuto sotto la potenza dello Spirito Santo. Isso não é diferente para nós, irmãos, como E igreja. questo non è diverso per noi come Chiesa. Esta é a nossa necessidade. Questa è la necessità che noi Começamos a abbiamo. entender, devemos nos render ao Senhor Noi cominciamo a capire, noi dobbiamo prima arrenderci al Signore e buscar o poder do Senhor. e poi cercare la potenza del Signore. Vendo a maneira como Eliseu se rendeu e o propósito do seu coração, Vedendo il modo come Eliseo si è arreso e anche vedendo i propositi del suo cuore, eu comentava com os irmãos na quarta-feira passada na reunião de oração. io parlavo con i fratelli mercoledì scorso nella riunione di preghiera. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Quale tipo di cristianesimo noi stiamo vivendo? Deus estabeleceu na sua palavra um princípio Dio ha stabilito nella sua parola un principio que segundo o qual ninguém pode esconder o que de fato é. che nessuno può nascondere ciò che è di fatto. Se alguém é um cristão verdadeiro, Se qualcuno è un vero cristiano, isso vai ser notado publicamente. questo sarà visto pubblicamente. Mas se for o contrário, Ma se è il contrario, também vai ser revelado. anche questo sarà rivelato. Então somente seremos cristãos de verdade Allora soltanto saremo dei veri cristiani se tivermos esta consciência que Eliseu tinha, se noi avremo questa coscienza che Eliseo aveva, que precisamos buscar muito e muito a unção e o poder do Espírito che Santo. noi dobbiamo cercare tanto l'unzione dello Spirito E eu Santo. dizia na reunião de quarta-feira passada, E io dicevo nella riunione mercoledì, somente por meio do Espírito Santo soltanto per mezzo dello Spirito Santo podemos viver uma vida que agrade a Deus. noi possiamo vivere una vita che sia gradevole a Dio. Porque a vida de uma pessoa Perché la vita di una persona revela o seu estado espiritual. rivela il suo stato E o spirituale Espírito Santo está entre nós. e lo Spirito Santo è tra di noi. O Espírito Santo está no meio de nós Lo Spirito Santo è in mezzo a noi para viver em nós. per vivere in noi. E eu tinha citado na quarta-feira passada, E anche mercoledì ho detto, no livro de João 14, nel libro di Giovanni,
capítulo 14, verso 16 e 17. 14, 16 e 17. Adesso io leggerò in italiano. E io pregherò il Padre, Gesù sta dicendo, ed Egli vi darà un altro consolatore. Non Gesù, perché Gesù è in cielo, seduto a destra di suo Padre. Altro consolatore, perché sia con voi per sempre. Amém. Alleluia. Amém. Versetto 17. Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete. Alleluia. Alleluia. Perché dimora con voi e sarà in voi. Amém. Oh, alleluia. Aleluia. Grazie a Dio, Signore, per questo aiuto del tuo Spirito Santo. Aleluia. Seguimos em português. Amém. O Espírito de Deus quer dar vida para nós. Lo Spirito di Dio vuole darci vita. Ele quer que o seu poder seja transmitido nessa terra, Lui vuole che la sua potenza sia trasmessa in questa terra. que está se transformando num deserto espiritual, Che sta diventando un deserto spirituale. através da nossa vida. Attraverso la nostra vita. Ele deseja que a sua sabedoria Lui esteja no nosso coração. Lui desidera che la sua saggezza sia nel nostro cuore. Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Lui vuole vederci che noi siamo santi come Lui lo è. Ele quer revelar o que Ele sabe para nós. Lui vuole rivelare tutto ciò che Lui sa per noi. E a Bíblia diz que Ele é o único que conhece os segredos do coração de Deus. E la Bibbia dice che Lui è l'unico che conosce i segreti, i misteri del cuore di Dio. Ele quer que você veja o que Ele vê Lui vuole che tu veda quello che Lui vede. e consiga perceber como é que está o coração das pessoas. E che tu riesca a percepire come si trova il cuore delle persone. Ele coloca à tua disposição a sua própria espada, diz a Bíblia. Lui mette a disposizione tua la sua propria spada, Che è la ci palavra dice la di Bibbia, Deus. che è la parola di Dio, Para que possamos resistir e vencer as lutas. in modo che possiamo resistere e vincere le lotte. Irmãos, uma vida com prosperidade começa dessa forma. Fratelli, una vita prospera inizia in questo modo, Com uma entrega espontânea, como Eliseu fez. con una consegna, un arrendersi spontaneo di propria volontà, come ha fatto Eliseo. E o servir a Deus. E servire Dio, Nós que estamos trabalhando na obra de Deus. noi che stiamo lavorando nell'opera di Dio. Agora falo com toda a liderança da igreja. Adesso io sto parlando con tutta la leadership della Chiesa. Precisamos ter a consciência Dobbiamo avere la coscienza que precisamos da unção e do poder do Espírito para che servir. abbiamo bisogno dell'unzione, del potere dello Spirito per poter servire. Amém. Amen, amen. Terceiro ponto da vida de Eliseu. Terzo punto della vita di Eliseo. Tinha uma vida íntegra, Lui aveva una vita integra, incorruptível. incorruttibile. Segundo Reis, capítulo 5, Secondo il libro dei Re, capitolo 5, verso 15 e 16. versetto 15 e 16, A história desse texto diz assim: la storia dice così. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, Naaman, che era il comandante dell'esercito del re della Siria, não era amigo de Eliseu. lui non era un amico di Eliseo. Ele era o general do exército do império inimigo de Israel. Lui era il generale dell'esercito dell'impero che era nemico di Israele. Mas ele vai procurar o profeta Eliseu, Ma lui va a cercare il profeta Eliseo, porque nesse texto diz que ele ficou leproso. perché in questo testo dice che lui ha avuto la lepra? Sì, si dice anche qua. E o profeta Eliseu não o recebe em sua casa, E il profeta Eliseo non lo ha ricevuto in casa sua. não sai da sua casa para orar por ele. Non è uscito di casa sua per pregare per lui. O profeta apenas diz para Naamã: Il profeta soltanto dice a Naaman: vá lavar-se 7 vezes no Rio Jordão.
vai al fiume Giordano e lavati per 7 volte. Sua pele será restaurada. La tua pelle sarà restaurata. E você ficará purificado. E tu sarai purificato. Num primeiro momento, Naamã fica indignado com isso. Al primo momento Naaman era indegnato con questa attitudine. E Naamã questionava: E Naaman ha anche domandato e questionato questo. os rios da Macedônia eram melhores que todas as águas de Israel. I fiumi della Macedonia erano meglio di tutte le acque che poteva avere in Israele. Mas nesse texto a Bíblia diz que os servos de Naamã o convenceram a ir até o Jordão. Ma in questo testo dice che i servi suoi di Naaman hanno convinto lui ad andare al fiume E Giordano. ele lava-se 7 vezes no Rio Jordão. E lui si è lavato per ben 7 volte nel fiume E a Giordano. cura sobre a sua pele acontece. E la guarigione su di lui è venuta. O milagre Il acontece. miracolo è successo. Como Eliseu havia dito. Come Eliseo aveva detto. Naamã, por 2 vezes nesse texto, tenta presentear Eliseu. Naaman per 2 volte in questo testo potete leggere che lui cerca di fare dei regali a Eliseo, Mas Eliseu recusou. ma Eliseo ha rifiutato. E essa é uma lição para nós. E questo anche è una lezione per noi, De uma vida íntegra. di una vita integra. Eliseu não servia a Deus por resultados. Eliseo non ha servito Dio perché voleva dei risultati. Não servia a Deus por ofertas. Non serviva a Dio perché lui voleva delle offerte. Não servia a Deus por uma posição ou título. Non ha servito Dio perché lui voleva avere una posizione o voleva avere un titolo. Porque Eliseu sabia que o que Deus havia feito Perché Eliseo sapeva che ciò che Dio aveva fatto não se podia comprar. non si poteva comprare. E a prioridade de Eliseu era servir ao E Senhor. la sua priorità era servire il Signore. O que chama a atenção é a história triste da ganância de Geazi, que era servo de Eliseu. Quello che ci chiama anche l'attenzione è la triste storia proprio dell'avidità di Geasi, che era il servo di Eliseo. Porque o seu comportamento era oposto ao comportamento do seu mestre Eliseu. Perché il suo atteggiamento era proprio l'opposto dell'atteggiamento del profeta Eliseo. Ele vai atrás de Naamã. Lui corre dietro a Naaman. Quando ele o alcançou, Quando lui lo ha raggiunto, a Bíblia diz que ele mentiu para Naamã, la Bibbia dice che lui ha mentito a Naaman, que Eliseu o tinha enviado para dizer que 2 discípulos haviam chegado em sua casa. che Eliseo aveva detto inviato lui per dire che 2 discepoli erano arrivati in casa sua E que se ele podia dar 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa. e che se lui poteva dare 35 kg di argento e anche 2 cambi di vestiti. E Naamã insistiu com Eliseu. E Naaman ha insistito con Eliseo, Me excuse, É com Geazi. con Geasi, scusate. E não lhe deu só 35 quilos, E non ha dato soltanto 35 kg di mas lhe deu argento. 70 quilos. Ha dato 70 kg E di 2 argento. mudas de roupa. E anche 2 cambi di vestiti. Quando ele se apresenta diante de Eliseu, Quando lui si presenta davanti a Eliseo, Eliseu pergunta: onde você esteve, Geazi? Eliseo chiede a Geasi dove sei stato. E Geazi mente a segunda vez, E lui mente per una seconda volta. dizendo que não tinha ido a lugar nenhum. Lui disse che non era andato da nessuna parte. Então Eliseu revela para Geazi que sabia de tudo. E allora Eliseo rivela a lui, io so tutto. Quando ele diz para Geazi: Quando lui dice così, você acha que eu não estava com você em espírito? tu pensi che io non ero insieme a te in spirito? Você não devia ter feito o que fez. Non dovresti aver fatto ciò che tu hai fatto. Por isso a lepra de Naamã virá sobre você. E per questo la lepre che è stata tolta da Naaman verrà su di te E sobre você e sobre os teus e descendentes. sulla tua discendenza. A atitude de Eliseu e de Geazi L'attitudine di Eliseo e di Geazi nos ensinam alguma coisa. ci insegna qualcosa. Podemos tirar proveito de alguma coisa aqui. Noi possiamo a volte approfittare di alcune cose qui. Si può dire togliere profitto di qualcosa? Sì. Penso E a che primeira é lei- esta:
E la prima cosa è questa. Não podemos tirar proveito ilícito Noi non possiamo avere dei profitti illeciti de qualquer situação di qualsiasi situazione nesta vida, in questa vita, principalmente na obra de Deus. principalmente nell'opera di Dio. E se o fizermos, E se noi lo facciamo, certamente sofreremos as consequências. noi certamente soffriremo le conseguenze. Outra questão, Un'altra questione. não podemos servir a Deus como mercenários. Non possiamo servire Dio come dei mercenari. Mercenários do Evangelho. I mercenari del Vangelo. Geazi tinha o coração dividido. Geazi aveva il suo cuore che era diviso. Ele desejava servir a Deus, Lui desiderava servire Dio, mas ao mesmo tempo cobiçava as coisas materiais. ma allo stesso tempo lui desiderava le cose materiali. Jesus diz em Mateus capítulo 6, Gesù ci disse in Matteo capitolo 6, verso 21 a 24. versetto 21 fino al Vou 24. apenas parafrasear esse texto. Noi soltanto leggeremo alcuni pezzi. Diz assim: cuide com as coisas que serão as tuas riquezas. Ci dice così: attenti alle cose che saranno le tue ricchezze. Jesus está reforçando para mim e para você. Gesù sta rinforzando questo a me e a te. Cuide com as coisas que serão as tuas riquezas, State attenti con le cose che saranno le vostre ricchezze, pois sejam quais forem, perché non importa quali siano, ali estará o teu coração. lì sarà il tuo cuore. Lembre-se que não poderá servir a Deus e as riquezas. Ricordati, tu non riuscirai a servire Dio e servire le ricchezze. Nesse texto, Jesus está falando de tesouros terrenos e tesouros eternos. In questo testo Gesù ci sta parlando dei tesori in questa terra e dei tesori in cielo. As riquezas eternas Le ricchezze eterne e as riquezas materiais. e le ricchezze materiali. Aí eu faço uma pergunta a você nesta manhã. E allora questa mattina io voglio farti una domanda. O teu coração está mais para as riquezas materiais Il tuo cuore è più propenso alle ricchezze materiali ou para as riquezas espirituais? o alle ricchezze spirituali? As riquezas espirituais celestiais são eternas. Le ricchezze spirituali, celestiali sono eterne. As riquezas dessa vida são temporais. Le ricchezze di questa vita sono temporanee. Podem desaparecer a qualquer momento. Possono sparire in un momento qualsiasi. Isso tem trazido luz ou trevas à tua vida? E questo sta portando luce o sta portando tenebre nella tua vita? Não deixe de pedir sabedoria ao Espírito Santo. Non lasciare mai di chiedere saggezza allo Spirito Santo. Porque quando Satanás tentou Jesus, Perché quando Satana ha tentato Gesù, em Lucas capítulo 4, verso 1 a 13, in Luca 4 dal versetto 1 a 13, por 3 vezes ele tentou Jesus. per ben 3 volte lui ha tentato Gesù. Na segunda vez ele oferece a Jesus todos os reinos do mundo, Nella seconda volta lui offre a Gesù tutti i regni del mondo, porque o seu objetivo era perverter Jesus, perché il suo obiettivo proprio era pervertire Gesù, usando a cobiça dos olhos, usando proprio la cobiça, chi si ricorda? Mi ricordo che è una parola un po'... cobiça. non mi ricorderò adesso. Ok, l'avidità e anche quando noi guardiamo qualcosa la vogliamo a tutti i costi. Sì, non è avidità, la Bibbia usa un altro termine, dopo vi scrivo sul gruppo qual è il termine, però è una sorta di avidità. Outra palavra mais simples, o desejo dos olhos, Il desiderio degli occhi, o desejo de possuir alguma il coisa. desiderio di possedere qualcosa. Irmãos, nós podemos até ter bens materiais Noi possiamo avere dei beni e materiali dinheiro, e anche soldi, porque somos filhos do Criador de todas as coisas. perché noi siamo i figli del creatore di ogni cosa. Mas, irmãos, como cristãos, nós temos que aprender o princípio que Jesus está deixando. Ma come cristiani noi dobbiamo imparare il principio che Gesù ci ha lasciato. Não podemos deixar que as riquezas tomem conta do nosso coração. Noi non possiamo lasciare che le ricchezze iniziano a governare il nostro cuore. E não podemos, e devemos, digo, usá-las para servir a Deus e aos nossos irmãos. E noi dobbiamo usare queste ricchezze per servire Dio e anche per servire i nostri fratelli. Ouça
16, del versetto 9 alle 11. Jesus fala sobre o cuidado que temos que ter com os bens espirituais e materiais. Scusi. Gesù parla della cura che dobbiamo avere con il bene spirituale e materiale. E io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiusti, perché quando essi verranno a mancare, quelli vi riceveranno nelle dimore eterne. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. E chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Versetto 11. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiusti, chi si fiderà quelli veri? Esse texto está dizendo para nós: Questo brano ci dice: as riquezas materiais devem ser usadas para construir coisas eternas. le ricchezze materiali devono essere usate per costruire le ricchezze eterne. Para vivermos a nossa vida, obviamente, Ovviamente per vivere la nostra vita, mas para construir riquezas eternas. ma anche per costruire delle ricchezze eterne. O termo riqueza de injustiça usado nesse texto Il termine ricchezza di ingiustizia che abbiamo visto in questo testo é utilizado por Jesus, è utilizzato da Gesù porque essas riquezas geram perversidade, perché queste ricchezze generano perversità, egoísmo, egoismo, ganância l'avidità no coração das pessoas. nel cuore delle persone. Porque pequenas atitudes desonestas Perché delle piccole attitudini che non sono oneste podem gerar desonestidades futuras possono generare disonestà future muito grandes. molto grandi. Da mesma forma, exemplos mínimos de generosidade Allo stesso modo, i piccoli esempi di generosità podem resultar em grandes benefícios espirituais. possono risultare in grandi benefici spirituali. Precisamos pedir ao Senhor sabedoria Noi dobbiamo chiedere al Signore saggezza para lidar com as riquezas per materiais. poter avere a che fare con le nostre ricchezze materiali. Não, porque de outra forma não teremos condições Non perché in un altro modo noi non avremo condizioni, de usufruir das riquezas eternas. sì, perché in un altro modo noi non avremo il modo di usufruire delle ricchezze eterne. Porque seus valores são muito maiores. Perché i valori di queste ricchezze sono molto più grandi. Essa é uma meditação que eu fiz a respeito desses 3 pontos da vida de Eliseu. Questa è una meditazione che ho fatto riguardo a questi 3 punti della vita di Eliseo. Um quarto ponto agora da sua vida é esse. Un quarto adesso punto della sua vita è questo. Ele vivia num espírito de vitória. Lui viveva in uno spirito di vittoria. Como humano, nós somos frágeis. Come umani noi siamo fragili, deboli. Há momentos em que estamos bem, há momentos que não estamos bem. Ci sono dei momenti nei quali ci troviamo bene e altri momenti non stiamo bene. Há situações que nos envolvem, que trazem no nosso coração insegurança muitas vezes. Ci sono delle situazioni che ci avvolgono a volte che ci portano insicurezza al cuore. Mas precisamos exercitar, viver num espírito de vitória. Ma noi dobbiamo esercitare il vivere in uno spirito di vittoria. Segunda Reis, capítulo 6, verso 9. Sempre in Seconda Re, capitolo 6, versetto 9. Eliseu avisava o rei de Israel Eliseu ha avvisato il re di Israele que agora não era mais Acabe, era seu filho chamado Jorão. che a quel momento non era più Acabe, ma era suo figlio. Adesso non so, aspetta che prendo. Jorão. Jorão. In italiano come si chiama lui? Seconda Re 5, 9, giusto, pastore? 6, 9. 6, 9. Un attimino. É, È solo per dire il nome dele, né? filho de Acabe, que se chamava Jorão. Non è nel 9, ok. Comunque era il figlio di Acabe, che era il re in quel momento.
Ok? Ok, non ho trovato il suo nome. É que nesse texto Eliseu está falando sobre os avisos que ele passava para o rei de Israel, dos planos que o rei da Síria fazia contra a nação. In questo testo proprio parla di Eliseo che passava gli avvisi al re di Israele riguardo a tutti i piani che la Siria stava facendo contro Israele. E 2 Reis 6, 13 a 14, E dal 13 al 14, sempre di Seconda Re 6, o rei de Israel, o rei da Síria, Ben-Hadad, il re da Siria, Ben-Hadad, sabendo que os seus planos eram sempre conhecidos antecipadamente por Israel, sapendo che i suoi piani erano sempre conosciuti in anticipo da Israele, ele procurou saber quem estava revelando os planos da Síria para Israel. lui ha cercato di scoprire chi era la persona che rivelava questi piani della Siria contro Israele. E os seus servos disseram: há um profeta em Israel que está tendo as revelações dos teus planos. E i suoi servi hanno detto al re: guarda che c'è un profeta in Israele che ha le rivelazioni. E então o rei cercou a cidade para ir buscar Eliseu. E allora il re ha cercato la città in modo che lui potesse catturare Eliseo. E nesse texto diz que o servo de Eliseu E in questo testo dice che il servo di Eliseo saiu pela manhã bem cedo è uscito mattina prestissimo e viu aquele exército cercando-os por todos os lados. e ha visto quell'esercito che li circondava da tutte le parti. E volta e diz para Eliseu: Senhor, o que faremos? E lui torna a Eliseo e dice: Signore, cosa faremo? E Eliseu disse para ele: não tenha medo, E Eliseo disse a lui: non avere paura, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que todos eles. perché coloro che sono insieme a noi sono più grandi di tutti loro. Aleluia! Amen. Recorda-te de Salmo 23, verso 4. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pela sombra do vale da morte, Anche se io camminassi nell'ombra della valle della morte, não temeria mal nenhum, io non temerei mal porque con tu male, estás comigo. perché tu sei con me. A tua vara e o teu cajado me La consolam. tua verga e il tuo bastone mi consolano. Mas Geazi via apenas o inimigo. Ma Geazi vedeva soltanto il nemico. E o ponto 5 da vida de Eliseu é este: Il quinto punto della vita di Eliseo è proprio questo. ele possuía visão espiritual. Lui aveva una visione spirituale. Eu e você precisamos ter a visão de Deus, Io e te dobbiamo avere la visione di Dio. a visão espiritual. La visione spirituale. O Espírito de Deus está interessado em revelar a você Lo Spirito di Dio è interessato, vuole rivelare questo a a te. visão espiritual. La visione spirituale. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Sempre in Seconda Re 6:17. Eliseu então faz uma oração Allora Eliseo prega e diz: Senhor, abre os olhos deste moço. e dice: Signore, io ti prego, apri gli occhi di questo ragazzo. Mas o moço não era cego, Ma lui non era cieco, apenas não possuía percepção espiritual. soltanto non aveva la percezione spirituale. Muitas vezes eu e você vemos só o inimigo à nossa frente. Tante volte io e te riusciamo a vedere soltanto il nemico che è davanti a A noi. destruição da pandemia, La distruzione della pandemia, as dificuldades, le difficoltà, os problemas, i problemi, as nossas necessidades. le nostre necessità. E muitas vezes esquecemos que o Senhor está conosco. E tante volte noi dimentichiamo che il Signore è con noi. Amém? Amen? Precisamos acordar em relação a isso. Noi dobbiamo svegliarci riguardo a questo, Quando eu fratelli. trabalhava como professor ainda lá no Brasil, Quando io lavoravo ancora in Brasile come insegnante, un professore, uma noite eu saí da escola 10:30 da noite.
Una sera sono uscito dalla scuola, erano le 10:30. Meu carro estava na frente da escola. La mia macchina era proprio parcheggiata davanti alla scuola. Da escola até minha casa eram 11 quilômetros. Dalla scuola fino a casa mia la mia casa distava 11 chilometri dalla E scuola. até a metade do caminho, ou seja, mais ou menos uns 6 quilômetros, 5 e pouco. E fino a metà strada, più o meno 5 chilometri e mezzo, 6, O meu carro começou a fazer um barulhão que eu não conseguia entender o que era aquilo. la mia macchina ha iniziato a fare un rumore bruttissimo e io non riuscivo a capire cos'era quello. E eu desligava o rádio, E io spegnevo la radio, abria a janela do carro. ho aperto la finestra. O meu carro não tinha problema. La mia macchina non aveva nessun problema. E repentinamente começou a fazer um barulhão imenso. E ad un tratto ha iniziato a fare questo rumore E immenso. até a metade do caminho, E fino a metà strada eu fui me batendo para entender o que era aquilo. io ero lì che lottavo cercando di capire cosa stava succedendo. Quando eu cheguei num posto de gasolina, eu estacionei. Quando io sono arrivato in un benzinaio, ho parcheggiato. Eu fiz uma oração ao Senhor. Io ho pregato il Signore. Senhor, fala comigo e me revela o que está acontecendo. Signore, parla con me e mi rivela quello che sta succedendo. Num segundo, In un secondo, o Espírito de Deus disse para mim: lo Spirito di Dio mi disse: vá até o porta-mala do teu carro, vai fino al bagagliaio della tua macchina, pegue a chave das rodas prendi la chiave delle ruote e aperte todos os parafusos das 4 rodas. Avvita tutte le vite delle ruote della tua macchina. E eu fiz isso, eu abri a porta como se já soubesse de tudo. E io ho Fui fatto até o questo. porta-mala. Ho aperto la porta come io sapessi quale fosse il problema. Peguei a sono chave di andato roda. al bagagliaio, ho preso la chiave, E quando eu olho para as rodas do meu carro, ho preso l'avvitatore. Quando io guardo le ruote della macchina, todos os parafusos das 4 rodas, alguém tinha soltado. qualcuno aveva manomesso tutte le vite delle ruote della mia E macchina. quando eu comecei a apertar os parafusos, E quando io ho iniziato ad avvitare, eu comecei a chorar muito. ho iniziato a piangere tanto. E eu disse: Senhor, eu vim metade do caminho me batendo, E io dissi: Signore, io ho fatto metà strada lottando, tentando descobrir qual era o problema. cercando di capire cosa stava E succedendo. num segundo o Senhor revelou ao meu coração, Ma in un secondo tu hai rivelato il mio cuore. como se eu já soubesse. O Senhor falou para mim. Come se io sapessi già, tu mi hai detto. E eu agradeci ao Senhor. E io ho ringraziato il E eu Signore. ia rindo da metade até o caminho de casa agora. E l'altra metà ho fatto proprio l'altra metà strada ridendo. Eu ria e chorava ao mesmo Io tempo. ridevo e piangevo allo stesso tempo. E eu dizia: Senhor, tu estava sentado comigo no meu carro o tempo inteiro e eu não sabia. E io dicevo: Signore, tu eri seduto accanto a me. Eu tutto estava il tempo. ensinando o teu nome, a tua glória para os meus alunos. Io stavo insegnando il tuo nome per i miei allievi, Falando do teu espírito para os meus alunos. parlando del tuo spirito ai miei Me allievi. perdoa, Senhor, porque eu esqueci que o teu espírito está comigo. Perdonami perché mi sono dimenticato che il tuo spirito era con me. Aleluia. Alleluia. Glória a Deus. Alleluia. O último ponto que eu quero falar para você sobre a vida de Eliseu. L'ultimo punto che voglio parlare sulla vita di Eliseo a voi. Algo que chama muito a atenção na Bíblia. Qualcosa che proprio ci viene alla luce nella Bibbia. Não foi só uma porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre ele. Non è stata soltanto una porzione raddoppiata Non era dello só isso. Spirito di Dio che era su Eliseo. Não era só isso. Non era solo questo. Segunda Reis, Sempre nel secondo libro di Re, capítulo 13, capitolo 13, verso 20 e 21. versetto 20 e 21. L'anno seguente delle bande di Moabiti fecero una scorreria nel paese. Verso 21. Mentre alcune persone stavano seppellendo un morto, scorsero una di quelli bandi e gettarono la salma nella tomba di Eliseu. Appena toccò le ossa di Eliseu e il morto risuscitò e si alzò in piedi.
Aleluia. Alleluia. La unzione di Dio, a unção de Deus, L'unzione di Dio permanecia até nos ossos de Eliseu. è rimasta perfino nelle ossa di Aleluia. Eliseo. Eliseu não foi só um profeta sucessor de Elias. Lui non è stato soltanto un profeta che ha sostituito Elia. Não tinha só a porção dobrada do Espírito que Non havia em c'era Elias. soltanto la porzione raddoppiata dello Spirito che era su E quando eu Elia. falo em porção dobrada, E quando noi parliamo di porzione raddoppiata, era assim que o Espírito de Deus se manifestava no Velho Testamento. era così che lo Spirito di Dio si manifestava nel Vecchio Testamento. Mas hoje, Oggi, no período que vivemos, nel periodo in cui noi viviamo, no período da igreja, nel periodo della Chiesa, o Espírito Santo não está mais em porção, mas está derramado sobre todos lo nós. Spirito Santo non è più in porzione, Lui è versato su tutti noi. Ele está sobre a sua igreja, Lui è aleluia. sulla sua Chiesa. E uma coisa que revela que Ele está entre nós, È una cosa che rivela che Lui è in mezzo a noi. quando nós adoramos ao Senhor em louvor, Quando noi adoriamo il Signore nella lode, nossa alma tem sede de Deus, la nostra anima viene assetata da Dio. porque o poder do Espírito nos aproxima Perché do la Senhor. potenza dello Spirito ci fa Alleluia. avvicinare al Signore. Eu quero orar com você pelo menos 5 minutos, Io voglio pregare insieme a te per almeno 5 minuti, para começarmos a buscar mais do Espírito Santo de Deus. in modo che possiamo cercare di più lo Spirito Santo Nós di precisamos disso, irmãos. Dio. Noi abbiamo bisogno di questo, fratelli. Nós precisamos muito disso, irmãos. Noi abbiamo tanto bisogno di questo, Jesus fratelli. está tornando, Gesù sta per tornare e nós precisamos e noi abbiamo bisogno buscar. di cercarlo. Mas uma coisa ainda mais maravilhosa da pessoa do Espírito Santo Ma una cosa ancora più meravigliosa della persona dello Spirito Santo é que Ele não só está em nós, è che Lui non è soltanto in noi, mas a Bíblia diz em Romanos 8, ma in Romani 8 la Bibbia ci rivela, verso 26, 8:26, allo stesso modo ancora, lo Espírito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede Ele stesso per noi con sospiri ineffabili. alleluia, Aleluia! alleluia, Lo Spirito intercede per noi, amen, per aiutare, preparare la sposa. La sposa è la noiva, né? Preparare la sposa, perché o noivo está tornando, Gesù está tornando, perché lo sposo sta tornando. lo sposo está tornando. Dobbiamo cercare tutti i giorni. Amen, Amém. amen. Potete